Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Introdotto da uno dei più grandi successi di Renato Zero, lui chi è? Ma è Antonino Danna. Grandi! Grazie condottiero mio condottiero. Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi. Martedì 19 di marzo dell'anno del Signore 2024, San Giuseppe Lavoratore. Auguri a tutti i papà e a chi porta questo bellissimo nome. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane e chi salva una vita umana salva il mondo intero. Anche questo è essere padre. Si può essere padri senza avere figli. Secondariamente andate su radiolibertà.net, troverete tutti i modi per sentire questa radio un po' più vostra. Dei semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili a livello creator, che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. Vi basta andare su radiolibertà.net, cliccare su Sostienici e poi abbonati. Da ultimo, nella pagina Facebook della nostra radio troverete tutte le modalità per sostenere i nostri amici e fratelli armeni del Nagorno-Karabakh o Artsakh, che dir vogliasi, il cui territorio è stato rubato dagli azeri. Cominciamo la nostra trasmissione. Ancora buon lavoro al nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli. Lui chi è, ma soprattutto il triangolo. Già, non è il triangolo di cui cantava Renato Zero, ma è il triangolo di cui ha parlato Luca Palamara. Ladies and gentlemen, stasera vi raccontiamo, insieme con Fabio Mendolara della Verità, vi raccontiamo una storiella che vi farà mettere le mani nei capelli. È la storia di un magistrato che era veramente un asso della lotta alla mafia e che è stato, sue testuali parole, o comunque sua testuale sensazione, cacciato a calci nel sedere dall'antimafia, con una serie di scuse risibili. Perché? Perché aveva toccato il triangolo. Anche lui il triangolo non l'aveva considerato. E dentro quel triangolo c'era anche il Quirinale. State un po' a sentire, no, non quello attuale, quello della passata gestione, di quello che si è fatto re per primo facendosi rieleggere nel lontano 2013. State un po' a sentire che cosa mi ha raccontato Fabio Mendolara. Vai Giulio Cesare. Allora, questa sera è tornato a trovarci Fabio Mendolara, valentissimo collega della Verità, dove lui si occupa di cronaca giudiziaria nera e non solo. Allora, Fabio, io intanto ti ringrazio come sempre del tuo tempo e parto con il titolo della Verità che è uscita un paio di giorni fa, e cioè domenica 17 marzo 2024. PM giornali 007 Quirinale, così la morsa mi ha fatto fuori. Stiamo parlando del giudice Alberto Cisterna, ex numero 2 dell'antimafia, il quale sostanzialmente ha fatto, tra l'altro, ha rilasciato tra l'altro questa dichiarazione davanti all'antimafia nel gennaio 2022. Il dottor Cisterna, dopo aver più volte sottolineato nel corso della sua dizione il legame tra forze di polizia, procure della Repubblica e giornalisti, ha evidenziato di come si fosse stato, in relazione alla vicenda che lo aveva coinvolto, un comune denominatore anche geografico che univa diversi protagonisti. Allora, perché il dottor Cisterna è stato letteralmente cacciato via a calci nel culo dall'antimafia? Perché credo che lo si possa dire. Allora, intanto grazie a te e un saluto ai radioascoltatori. Grazie. Lo possiamo dire assolutamente, anzi, in realtà è lui che lo dice in una audizione interessantissima. Anzi, se siete un po' curiosi, vi invito ad andarla a cercare, è anche facile da trovare, basta scrivere su Google Cisterna Commissione parlamentare antimafia e spunta fuori questa audizione in parte pubblica, in parte segretata, però anche la parte pubblica è davvero molto interessante.
Oltretutto nessuno se n'era mai accorto. Questo magistrato nel 2022 arriva lì e spiattella davanti ai commissari, ai componenti della commissione, tutto quello che gli era accaduto. Siamo, diciamo, nella parte di coda del grande racconto di Luca Palamara, quindi quando già aveva pubblicato i libri, c'erano già state le inchieste, insomma, la vicenda denunciata da Palamara era molto nota, finita in TV, insomma, era entrata nel dibattito politico e quant'altro. Ecco, arriva Cisterna e che cosa fa? Conferma le ipotesi di Palamara, cioè per fare carriera i magistrati devono inginocchiarsi davanti ai capi corrente. Lui racconta che nel 2004 per esplorare un po' il suo diciamo la forza del suo curriculum, è una cosa che fanno un po' tutti i magistrati, fanno domanda da qualche parte per vedere se sono quotati per ricoprire quell'ufficio. E lui punta alla procura di Palmi, dove da ragazzo, da giovane magistrato, era stato come sostituto procuratore, come pubblico ministero. Si era liberato il posto da capo della procura e lui, da numero 2 della Procura Nazionale Antimafia, dice: fammi vedere se lì la riesco a spuntare. E un po' ingenuamente presenta questa candidatura, elencando tutte le esperienze che aveva fatto: gestione dei collaboratori di giustizia, gestione di inchieste delicatissime, arresti di latitanti e quant'altro. Cioè un curriculum che definire specchiato è veramente dire il minimo sindacale nel caso del dottor Cisterna. Era un magistrato lanciatissimo. Come no? Che cosa succede? Che non rivolgendosi a nessuno dei capi corrente, la sua candidatura non viene presa in considerazione, gli vengono preferiti altri, ma viene preferito un altro magistrato. Quando lui si trova a parlare con questi diciamo, delle correnti della magistratura, si sente dire: ma tu, noi il curriculum non li apriamo proprio, tu avresti dovuto farci sapere che ci tenevi molto. E lui che cosa dice in questa audizione? Dice: ma io quando ho presentato la domanda non c'era una casellina da sbarrare dove bisognava sostenere sì, ci tengo molto a quel posto. E lì comincia a capire come funziona questo meccanismo. Ma conferma qualcosa in più, conferma anche quello che Palamara definisce un triangolo, diciamo, della morte, cioè un meccanismo fatto da stampa, magistratura e polizia giudiziaria, che se da una parte le correnti vanno a sostenere, diciamo, e a giostrare, a giocare su chi poi deve andare a ricoprire un ruolo, dall'altro lato gli avversari, quelli scomodi o posti da liberare, diciamo, per intervenire su questo secondo gruppo diciamo, di personaggi, si scatena questo triangolo. E Cisterna ci dice: io porto ancora le stimmate addosso di quel triangolo. Perché? Perché mentre si occupava, lui finisce in mezzo a una vicenda intricatissima dalla quale ancora oggi combatte per uscirne a testa alta. E diciamo in gran parte, pur essendo passati 10, 11, 12 anni, in parte questa battaglia l'ha vinta, però ormai capite che insomma dopo 12-13 anni, anche se viene fatta giustizia e ristabilita la verità, uno dice: vabbè, sono contento, però ormai la mia vita professionale è distrutta e anche in parte, insomma, la vita privata, perché poi quando finisci in mezzo a un meccanismo di quel tipo e i giornali cominciano ad attaccarti con dei titoloni, grandi giornali nazionali, titoloni in prima pagina, capite bene che
casa dovrai dare delle spiegazioni, con gli amici dovrai dare agli amici dovrai dare delle spiegazioni, insomma, si innesca magari un meccanismo anche di isolamento professionale, cominciano a dubitare di te, insomma, finisci con delle macchie che poi veramente è difficile cancellarle. E lui finisce in questo meccanismo perché? Perché per 3 questioni, spiega. Una stranissima, perché collega si rivolge a lui e gli dice: sai, abbiamo la possibilità di arrestare il Supremo, che era un super latitante calabrese, forse il più grande latitante calabrese in quel momento, e dice: abbiamo la possibilità di beccare il Supremo, c'è un ragazzo che ci dà delle informazioni, una fonte, però questa fonte non si fida dei magistrati di Reggio Calabria né della polizia giudiziaria di Reggio Calabria, quindi vuole parlare con qualcuno terzo e non vuole verbalizzare. Lui dice: vabbè, allora ci penso un attimo e vediamo come fa. Coincidenza, nei corridoi del suo ufficio alla Procura Nazionale Antimafia incontra un colonnello dei Carabinieri che conosceva. E questo qui lo saluta e gli dice: ah, ma io adesso non faccio più il carabiniere, sono passato alla presidenza del Consiglio dei Ministri, ai servizi segreti, lavoro per il SISMI, che era il vecchio servizio segreto militare. Sì. E dice: di cosa ti occupi? Ne occupo di caccia ai latitanti. E lui, diciamo, gli si accende la lampadina, dice: ah, allora benissimo, ti devo presentare una persona. Crea questo contatto con la fonte e per lui la storia finisce lì. Passa del tempo e a Reggio Calabria succede un casino, ci sono degli attentati ai magistrati, delle minacce fortissime alla procura, e viene indagato, diciamo, questo personaggio che lui aveva collegato all'agente dei servizi. Ancora una volta, diciamo un po' ingenuamente, ma per trasparenza, che cosa fa? Dice ai colleghi, dice: questa persona ho messa io in contatto con me, e scoppia un putiferio. Gli parte un procedimento disciplinare dove deve giustificare questo rapporto con i servizi segreti. Ovviamente lui, prima di muoversi, aveva chiesto l'autorizzazione al suo capo ufficio, che era il procuratore Vigna all'epoca. Chiede più volte di sentire il procuratore Vigna, ma non viene sentito. Poi il procuratore Vigna muore, quindi non potrà mai, diciamo, più confermare quello che sosteneva Cisterna, cioè che era stato autorizzato al suo capo a creare questo link tra i due. E questo procedimento disciplinare, questo per farvi capire la forza che si muove poi all'interno della magistratura quando c'è qualcuno da schiacciare, questo procedimento disciplinare dura 12 giorni, una roba mai vista, diciamo, al CSM, cioè un procedimento disciplinare ha i suoi tempi. In questo caso invece in 12 giorni lui viene trasferito dalla Procura Nazionale Antimafia a un altro ufficio. E fa ricorso, vince il primo ricorso, non se la tengono i magistrati, appellano. Arrivano in Cassazione 3 volte, tanto che la terza volta non si riesce a comporre il collegio perché tutti i giudici che erano a disposizione l'avevano già giudicato. Quindi vedete che braccio di ferro che si crea con Cisterna, però da solo a difendersi questi meccanismi. La spunta al disciplinare, ma gli succede qualcos'altro, perché finisce in un casino ancora più grande. Poi lui, mettendo in fila tutti i ricordi, tutti gli accadimenti di quel periodo, è riuscito anche a capire perché, ma in quel momento faceva da bersaglio senza immaginare quale fosse, diciamo, la ragione che voleva, per la quale, insomma, veniva attaccato. Mentre si difende nel disciplinare, spunta fuori un dichiarante, diciamo, uno che ancora non era un collaboratore di giustizia, lo diventerà dopo, che lo accusa di aver preso dei soldi, essere un corrotto. Lui, tranquillo della sua, diciamo, delle sue cose, quando viene convocato da Pignatone, che all'epoca era il procuratore a Palermo, viene convocato da Pignatone e si presenta senza avvocato.
tant'è che dice, vabbè, prenderò un avvocato lì d'ufficio, con 2 minuti me la cavo e me ne torno a casa. Invece la mattina che arriva per l'interrogatorio c'è già sui giornali, sul Corriere della Sera, un articolo in prima pagina che parla di questa inchiesta e lo addita già come un indagato. Riporta inoltre il cronista in questo articolo dei virgolettati del verbale di questo dichiarante. E lui dice, vabbè, io non ce l'avevo, il mio avvocato non ce l'aveva. Questo verbale poteva averlo soltanto la procura e la polizia giudiziaria delegata, pochi altri. Quindi il cerchio era molto ristretto rispetto a chi aveva potuto diffondere questa notizia. Passano anni, lui ovviamente querela questo personaggio che lo accusava, passano anni, questo qui viene accusato di calunnia e condannato per calunnia quasi alla pena massima, cioè 5 anni di condanna. E Cisterna dice, ma quelle dichiarazioni, qualsiasi magistrato, diciamo, di giusperito, insomma, avrebbe un investigatore esperto, avrebbe capito subito che erano delle calunnie. E invece, diciamo, sono servite per iscriverlo nel registro degli indagati e innescare un meccanismo che poi lo ha devastato. Cioè, cosa succede? Il capo della squadra mobile dell'epoca, vedete il secondo tassello, allora, Procura della Repubblica, il terzo tassello, Procura della Repubblica, primo tassello, secondo tassello, La Stampa, che il giorno dell'interrogatorio pubblica l'articolo, terzo tassello, la Polizia Giudiziaria. Questo capo della squadra mobile prende carta e penna e, come dovrebbe fare, diciamo, manda questa iscrizione al registro degli indagati accompagnando una nota del procuratore Pignatone e la manda al CSM, dove è giusto che arrivi per, diciamo, le evenienze disciplinari. La manda alla Procura Generale della Corte di Cassazione, che è quella titolata a diciamo, avviare i procedimenti disciplinari, e poi però fa un terzo invio stranissimo. Invia questa nota anche alla Presidenza della Repubblica e scrive sue proprie mani Loris D'Ambrosio, che in quel momento era il consigliere giuridico del presidente Giorgio Napolitano. Questo in quel momento a Cisterna non dice nulla, cioè a lui sembra semplicemente strano che venga mandato questo atto alla Presidenza della Repubblica. Capirà dopo cosa è successo. Perché arriva nelle mani di D'Ambrosio questo documento? Perché lui poi ricorda, dice, anni prima, quando ero ancora in Procura Nazionale Antimafia, e il procuratore Lavigna, ricordo che nel corridoio questo D'Ambrosio faceva anticamera davanti alla porta del procuratore. Una cosa stranissima, perché un personaggio di quel rilievo istituzionale intanto arriva con un appuntamento, poi quando arriva non aspetta davanti alla porta. Allora lui e un collega che adesso è il procuratore di Lagonegro, il dottor Donadio, cercano di intrattenere D'Ambrosio per non farlo sentire, anche per una gentilezza, diciamo, un'educazione istituzionale, insomma, gli dicono vuole aspettare nella nostra stanza. D'Ambrosio invece è determinato, li liquida e dice no, mi fermo qui, tanto adesso mi apre. Dopodiché entra dal procuratore, non si sa ufficialmente che cosa si sono detti, però quello è il momento in cui a Palermo c'è l'inchiesta sulla trattativa Stato-mafia. Conosciamo tutti le intercettazioni che poi hanno riguardato anche Silvio Berlusconi, perché in quelle intercettazioni chi le ha potute ascoltare e maneggiare ci dice che c'erano, come dire, delle invettive da parte del Presidente della Repubblica nei confronti proprio di Berlusconi, che era il Presidente del Consiglio, che miravano a fargli fare, diciamo, delle figuracce a livello internazionale. Ma quello che premeva a, diciamo così, quello che Cisterna e Palamara chiamano il sistema,
Quello che premeva al sistema era altro, cioè in quel momento era indagato Nicola Mancino, ex presidente del Senato, poi vicepresidente del CSM. Mancino deve essersi rivolto, diciamo, ad Ambrosio. Mancino era intercettato in quell'inchiesta e D'Ambrosio era dal procuratore nazionale antimafia per fare pressioni, dice Cisterna, su quelle intercettazioni. Pressioni rispedite al mittente poi dal procuratore nazionale antimafia. Però il clima è questo qui. Ora che quella carta con Cisterna indagato arrivi proprio ad Ambrosio, insomma, Cisterna fa accendere qualche lampadina. Quindi già siamo a due dettagli. Cisterna si trova prima con un procedimento disciplinare, mentre si difende per il procedimento disciplinare si ritrova indagato diciamo nel periodo in cui c'è questo movimento, questo caos a CSM per l'inchiesta sulla trattativa Stato-mafia. E il terzo punto che dice, ne hanno stritolato anche perché c'era questo dibattito su come dovevano essere gestite le relazioni tra i magistrati e i servizi. Quindi immaginate in che cosa si è trovato. Si è trovato tra le carriere dei magistrati, la trattativa Stato-mafia e le pressioni per distruggere quelle intercettazioni, e il dibattito politico sulla gestione sui rapporti tra servizi segreti e magistrati. È stato qualcosa di devastante. E poi lui anno dopo anno ha fatto denunce su denunce su denunce su denunce e diciamo la verità è riuscita a ristabilirla quando ormai era troppo tardi. Quello che lo rammarica ancora è che nonostante conoscesse i meccanismi della giustizia, nonostante diciamo di indagini ne aveva seguite tantissime e sapeva per bene le procedure tutto il resto, che cosa fa? Tutte le denunce che fa per le violazioni del segreto d'ufficio finiscono in un nulla di fatto. Una su tutte, proprio quella che riguarda la prima pubblicazione sul Corriere della Sera, la procura se la tiene nel cassetto per 3 anni. Dopo 3 anni dice, vabbè, dobbiamo archiviare, non abbiamo trovato il responsabile della fuga di notizie, che ovviamente dovevano cercare tra loro. La procura generale, che è sovraordinata e deve controllare quello che fa la procura ordinaria, va ad avvocare le indagini, scrivendo, vabbè, ma che avete fatto? Non avete fatto nessuna attività investigativa. Adesso chiediamo almeno i tabulati telefonici per vedere chi ha passato questa notizia al giornalista. Scoperta, dopo 3 anni, non si possono più ottenere i tabulati telefonici, vengono cancellati e distrutti dagli operatori dei telefoni cellulari e quindi non si potrà mai scoprire chi ha passato questa informazione al giornalista. E così finiscono anche altre denunce che fa. Però c'è un dato che da investigatore chiaramente lui evidenzia e dice: tutte queste notizie sul mio conto appuntate vengono pubblicate tutte da giornalisti locali, tutti da giornalisti che provengono dall'area palermitana e dice che il procuratore dell'epoca stava a Palermo, che il capo della squadra mobile stava a Palermo e questa serie di giornalisti sono tutti palermitani, dice, tira le somme e dice allora era a Palermo, diciamo, l'epicentro del meccanismo che ha voluto la mia defenestrazione. Quindi fornisce in sostanza la prova dell'esistenza di quello che ha sempre sbandierato Palamara. Certo. Senti, ma a maggior ragione, come bisogna riformare la magistratura a questo punto? Ma intanto sono questioni che vecchie come il cucco, insomma, ancora non si riesce a dividere questi meccanismi, cioè la separazione delle carriere è importantissima. I meccanismi per le progressioni delle carriere anche quelli sono importanti. Una riforma del CSM mi pare evidente,
anche perché io poi, diciamo, di casi di questo tipo ne ho seguiti diversi, ne voglio ricordare un altro. La dottoressa Gerardina Romaniello a Potenza. Finisce in un meccanismo di questo tipo, magistrato considerato tra quelli più, come dire, integerrimi, diciamo che mettevano timore sia a chi, diciamo, primeggiava nelle file della criminalità organizzata, e sia a chi, diciamo, si macchiava di reati all'interno della pubblica amministrazione. Era uno dei GIP che lavorava con il sostituto procuratore Henry John Woodcock, che all'epoca di arresti ne aveva fatti e anche di eclatanti da Potenza, lo ricorderete tutti. E indagini sulla pubblica amministrazione ce n'erano un'infinità, ne si formavano almeno una grossa e mediatica al mese. Ora che succede? A un certo punto questo magistrato diventa scomodo nel distretto e viene fuori una strana storia, perché parlando insieme al marito con una giornalista, viene registrata a sua insaputa, viene registrata e fin qui niente di strano, perché il giornalista chiaramente fa il suo lavoro. Il problema è che il microfono a questa giornalista lo mette uno che era sotto procedimento, era diciamo, imputato in un procedimento gestito dalla dottoressa Romani. Questa cosa la si scopre solo successivamente, perché la parte finale, quando questo personaggio parla e spiega come attivare il microfono, questa parte viene tagliata, diciamo, dal nastro che finisce in mano ad altri giornalisti e che viene pubblicato, i contenuti vengono pubblicati e hanno portato al trasferimento d'ufficio della dottoressa, che ovviamente durante quella chiacchierata si sfogava e diceva la sua su quello che succedeva, diciamo, all'ospedale San Carlo e anche, diciamo, in ambienti giudiziari. L'ospedale San Carlo è l'ospedale più importante della regione in Basilicata. Insomma, porta al trasferimento di questa persona. E diverse querele, ricorsi contro il trasferimento, eccetera. In diversi procedimenti penali emerge questo meccanismo che ha portato al trasferimento del magistrato. E però ormai è troppo tardi, cioè anche ristabilire la verità dopo, adesso saranno passati 6, 7, 8 anni, ormai non riporta più le cose come prima. E anche in quel caso si è mosso un meccanismo fatto di stampa, diciamo, magistrati che dove hanno voluto vedere, dove non hanno visto, e polizia giudiziaria che ha fatto delle indagini un po' come le ha denunciate Cisterna, cioè lì non abbiamo scoperto niente, lì non abbiamo visto niente, lì non abbiamo trovato niente, lì, poi però mettendo tutti i tasselli in fila, anche a livello di prova logica, insomma, c'è poco da fare. C'è stato un meccanismo che si è mosso con più interessi di più persone, anche non collegate tutte tra loro, ma più interessi hanno, diciamo così, tentato di danneggiare la carriera anche di questo magistrato. Ma potrei fare un elenco lunghissimo di queste vicende. Se ricordate, Catanzaro un po' è un epicentro, diciamo, di questi meccanismi. Ci sono state 2 inchieste denominate toghe lucane. Ricorderete tutti gli scontri tra la procura di Catanzaro e la procura di Salerno. Mi ricordo Why Not, infatti. Con chi perquisisce chi, cioè erano saltati tutti i meccanismi, cioè quando Salerno manda la polizia giudiziaria negli uffici di Catanzaro fa la stessa cosa, cioè contro Salerno, cioè non erano titolati a indagare perché, diciamo, non erano competenti su Salerno, ma abbiamo visto roba incredibile, abbiamo visto addirittura a Policoro, una caserma a Policoro in provincia di Matera, un comandante della compagnia dei carabinieri all'epoca, capitano Pasquale Zaccheo, disporre, una cosa che io non avevo mai visto in Italia, disporre il piano di difesa della caserma per non far entrare in caserma i poliziotti che erano delegati dalla procura per
perquisire la caserma, la compagnia, il comando compagnia dei carabinieri, e questo rientrava in uno scontro tra toghe. Cioè, veramente abbiamo visto dei cortocircuiti nel sistema della giustizia impressionanti. Ci sono stati degli scontri tra poteri veramente anche passati, diciamo così, sempre per quei giornaloni che fanno parte dei meccanismi, anche passati molto in cavalleria, molte notizie tenute molto sotto traccia. Quindi è questo su questo che bisogna intervenire, cioè un CSM che anche solo per i procedimenti disciplinari forse andrebbe rivisto. L'elezione dei componenti, anche lì c'è qualcosa da rivedere. Dopo Palamara, aspettavamo un CSM completamente diverso, invece ancora siamo a quanto conti tu, quanto conto io, e le correnti dei magistrati che sono sempre le stesse. Quindi i personaggi sono cambiati, ma i meccanismi sono rimasti identici. È un po' quello che dicevi tu, è lì che bisogna intervenire. E meglio non si poteva dire. Fabio, allora noi avremo modo di risentirci presto, ma il quadro che ne emerge è un quadro veramente discutibile, diciamo così, non discutibile, quantomeno preoccupante, ecco. Assolutamente sì, sono pienamente d'accordo. Grazie a te e buon lavoro. Grazie a te e ai radioascoltatori. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
E ridiamo subito la linea ad Antonino Danna dopo questa intervista che definire inquietante è poco, vero Antonino? No, definirla inquietante è farle un complimento, non per il buon Fabio Amendolara, che tanto di cappella a un giornalista come lui, ce ne fossero quanti a Fabio Amendolara, ma per il contenuto, ahimè, perché questo lascia molto da pensare, dà molto da pensare. Allora, noi continuiamo le 18:47 minuti e 12 secondi in questo momento sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. 340 670 9659 se avete voglia di dire la vostra attraverso la Zappa o WhatsApp. E se mi date 2 minuti di tempo, dopo Edoardo Montolli avete tutto il tempo per telefonare allo 029294 7222 o, come ogni martedì, è il momento del momento, ladies and gentlemen, cioè la rubrica che Edoardo Montolli, titolare di Fronte del Blog, che peraltro vi invitiamo ad andare a visitare, tiene meritoriamente su Cronaca Vera, che è uscita stamattina in edicola, quindi potete anche fare un giretto in edicola e acquistare Cronaca Vera e non solo, anche altre pubblicazioni, perché le edicole sono presidio di democrazia. Allora, state un po' a sentire che cosa scrive il nostro Edoardo. Così il fisco tornerà a prendersi le case. Ah, che soddisfazione. C'è stato un tempo assai recente in cui gli italiani si suicidavano a causa delle cartelle esattoriali, con le loro case che finivano all'asta e i beni divorati dall'erario. E quel tempo sta per tornare, se solo passerà la peggior riforma fiscale che sia mai stata presentata, promossa dal governo più a destra della Repubblica e che pure sembra di purissimo stampo sovietico. Principio cardine, come nell'Unione Sovietica, è infatti che nessuno pagherà mai per gli errori commessi dalla riscossione. Le omissioni, le irregolarità, i vizi verificatisi nello svolgimento dell'attività di riscossione non comportano l'avvio di giudizi di responsabilità previsti dal Codice della Giustizia Contabile, articolo 6,10, a meno di dolo. Presentata in pompa magna come una riforma che prescrive i vecchi crediti e allunga le rate fino a 10 anni, solo una categoria giornalistica allo sbando come la nostra poteva applaudirla. Per capire infatti la portata della presa in giro di questo esecutivo, basti pensare che la dilazione in 120 rate c'è già da 11 anni per qualsiasi importo, il cosiddetto modello R4, purché si presenti con un ISEE in grado di documentare la compromessa situazione economica. La rata non deve infatti superare il 20% delle entrate mensili. Da domani, invece, per importi inferiori a 120.000 euro, con il nuovo articolo 12 della riforma, la rata potrà salire anche al 100% delle entrate del contribuente, dato che, anche presentando l'ISEE, il cui valore non è peraltro specificato nella bozza, si potranno ottenere 120 rate solo dall'1 gennaio 2029 e prima al massimo 85. Il fisco amico, così come lo hanno ribattezzato senza vergogna questa farsa, toglierà dunque agli italiani subito 35 mesi di rate nella crisi economica più grave degli ultimi decenni. E meno male che è amico. Mai, nemmeno nei tempi più bui dei governi Conte e Draghi, si era vista una proposta tanto reazionaria. Almeno Conte una rottamazione vera l'aveva fatta. Matteo Salvini e Giorgia Meloni, invece, dopo aver raccolto i voti sulla pace fiscale, hanno dato vita prima a una finta rottamazione senza un vero stralcio e ora si apprestano a strapazzare i cittadini. Perché questo è solo l'inizio. Il governo infatti non molla nulla. Si guardi solo al fatto che verrà istituita una commissione per cercare di recuperare i crediti dal 2000 al 2010. E non è affatto vero che dopo 5 anni di tentativi di recupero a vuoto i crediti saranno prescritti. In quel caso torneranno agli enti che potranno tentare di riscuoterli direttamente o affidandosi a società private. Qual è, si dirà, la differenza? Eccoci al vero nodo del problema. Oggi la riscossione ha un solo limite, ovvero non può più ignorare la prima casa, a meno che non sia di lusso, come lamentava il suo direttore Ernesto Maria Ruffini a inizio febbraio. Ma l'ente privato potrà farlo, dato che nella bozza non è specificato affatto che dovrà attenersi alla normativa che regola la riscossione. E lo Stato potrà dire che no, mica dipende da loro se le case vanno all'asta.
Se questo non vi pare abbastanza inquietante, vale la pena ricordare le parole del vice ministro dell'economia Maurizio Leo nello scorso mese. Abbiamo delle sanzioni da esproprio nel nostro sistema tributario. In materia di IVA siamo tra il 120% e il 240%. In Europa si sta al 60%. Le sanzioni vanno riviste, il sistema deve essere corretto. Non lo dico solo io, lo dice la stessa Corte Costituzionale, che il nostro sistema è assolutamente fuori linea. Certo, lo dice anche la Corte Costituzionale. E che cosa c'è allora nella bozza della riforma a proposito del taglio delle sanzioni? Assolutamente nulla, zero. L'avvocato Claudio De Filippi, massimo esperto in materia di sovraindebitamento, è sconcertato e dice: premesso che le sanzioni applicate oggi sono anche al 200%, come nel caso del contributo unificato, ma anche del 300% in altri casi, questa riforma lascia davvero senza parole. Non solo non va incontro al cittadino, ma inasprisce quanto già c'era. Peraltro, mi risulta che in moltissimi casi l'ex Equitalia non ha affatto cancellato debiti fino a 1.000 euro condonati dal 2000 al 2010 e continua a chiederli. In questa riforma, il principio di proporzionalità stabilito dalla Corte del Lussemburgo e recepito sia dalla Consulta che dalla Cassazione e ormai anche dai giudici di merito non è assolutamente rispettato. Si assisterà certamente a una nuova valanga di ricorsi. Bisogna allungare subito e su semplice richiesta a 10 anni ogni pendenza e cancellare le sanzioni unique, o non se ne uscirà più. Così Edoardo Montolli scrisse, e io non vedo motivi per non essere d'accordo con lui, su Cronaca Vera. Questa è la sua rubrica Momento Cronaca Vera, che trovate da stamattina in edicola. 029294 7222 se volete dire la vostra, oppure 340 670 9659 se avete voglia di intervenire attraverso la zappa. Maurizio, ciao, tranquilli, e noi giudichiamo la democrazia di altri paesi? Sì, ce lo possiamo permettere, Maurizio, basta con sta storia, basta, cioè non è che siccome in questo paese c'è un governo che sta facendo una riforma coi piedi, allora è meglio la Russia di Putin. Questa è una cazzata, Maurizio, perdonami. Se c'è una riforma che viene fatta coi piedi, in una democrazia si grida, si protesta e si aggiusta. In teoria esiste una cosa che si chiama anche opposizione, che se fosse composta di gente capace di fare l'opposizione o dotata di un pensiero politico, probabilmente avrebbe fatto presente questa cosa. Invece l'opposizione in questo paese, e non è colpa della democrazia, è colpa di quelli che vengono votati dal popolo, l'opposizione in questo paese non è assolutamente in grado di fare questi discorsi. Tutto qui. Questo è il punto. Ma io preferirò sempre la peggiore delle democrazie, la più schifosa delle democrazie, a qualsiasi mirabolante dittatura. Allora andiamo a vedere l'ANSA, già che ci siamo, se voi non telefonate. L'intervento Meloni: non ci si può sedere a trattare con la Russia, Navalny non sarà dimenticato. Le comunicazioni della Premier in Senato in vista del Consiglio europeo. No all'intervento diretto in Ucraina, rischio escalation, condanniamo le elezioni farsa nei territori occupati. Salvini assente dall'aula. Sul Medio Oriente a iniziare la guerra è stato Hamas. Quanto all'Egitto, non abbiamo interrotto la ricerca della verità su Regeni. Studente in aula del Senato fa il gesto della pistola verso Meloni, ed ecco che improvvisamente dal 2024 si torna indietro al 1974, a quei coglioni, che non posso definire altrimenti, che andavano in giro facendo il gesto della P38, e qualcuno più coglione di questi qui è andato a sparare alla gente ed è andato a causare drammi nelle famiglie, uccidendo dei poveri innocenti, azzoppando i capi uffici della Fiat, eccetera, eccetera, o andando a mettere bombe sui treni. Vedete che purtroppo, sapete qual è il fatto? Che c'aveva ragione Primo Levi. Dimenticare gli errori, non ricordare gli errori che la storia ci racconta, ci condanna a ripeterli. E io credo e purtroppo temo che ieri sera Magdi Allam sia stato
drammaticamente profetico in quello che ha detto nell'intervista, nel faccia a faccia della puntata di ieri di Zoom. Con la differenza, con l'aggravante, se volete, che questo nuovo terrorismo sarà di tipo politico/religioso. E sarà ancora peggio di quello che abbiamo attraversato negli anni '70, molto peggio. Ancora l'ANSA, l'annuncio della società Viola, è morto il DG della Fiorentina Joe Barone, il club, perdiamo il nostro punto di riferimento. Pace a te, fratello Joe, riposa in pace, un abbraccio alla famiglia. Omicidio di Giorgio, abbiamo la sentenza, l'imputato condannato a 20 anni, la mamma ha scritto una pagina di storia, il povero Giorgio. Ecco qua, vi raccontiamo, ve la ricordiamo la storia di questo giovane virtuoso, Giovan Battista Cutolo, 24 anni, ammazzato lo scorso 31 agosto a Napoli. Il giovane di 17enne accusato dell'omicidio è stato condannato a 20 anni di carcere. L'ha deciso il giudice del Tribunale dei minorenni di Napoli, accogliendo la richiesta formulata dai PM. A pronunciare la sentenza è stato il GUP del Tribunale dei minorenni, Umberto Lucarelli. A chiedere i 20 anni di carcere è stato il PM Francesco Regine. In precedenza l'avvocato dell'imputato aveva chiesto la messa in prova per il 17enne imputato, richiesta non accolta dal giudice. Il PM della Procura dei minori ha chiesto 20 anni di carcere per il 17enne imputato dell'omicidio appunto di Giorgio. Momenti di tensione sono stati vissuti all'esterno del Tribunale dei minori di Napoli, dove i parenti del 17enne condannato hanno urlato contro amici e famiglia del ragazzo ucciso. La tensione è durata alcuni minuti. Alcune persone legate al minorenne condannato hanno anche fatto gesti minacciosi, invitando i parenti di Cutolo a raggiungerli. I giovani amici del ragazzo ucciso hanno intonato un coro che chiede giustizia per Giorgio. I parenti del giovane condannato si sono poi allontanati. Daniela Di Maggio, scrive ancora Lanza, mamma appunto di Giorgio, ha commentato 20 anni l'ergastolo per i minori, grazie a giustizia abbiamo scritto una pagina di storia. Grazie al PM, ha detto, e al mio avvocato Claudio Botti, grazie al giudice Lucarelli, grazie agli amici di Giorgio, a mia figlia, al mio ex marito, a tutti i miei familiari, grazie alla Napoli Bella. Giustizia è stata fatta, la sentenza di 20 anni è un segnale potente per tutta la società civile. Quando c'è un'indignazione vera e le coscienze si scuotono, vuol dire che tutti si muovono intorno a un obiettivo. Tutta Napoli e tutta Italia volevano questa sentenza e soprattutto mi aspetto che adesso i minori non escano più in strada con i coltelli, i tirapugni e le pistole, sentendosi non più impuniti. Perché 20 anni sono tanti, è giusto che questa sentenza così importante scriva una pagina di storia. La chiamerei la rivoluzione di Giorgio perché adesso aiuterà gli altri. Questa è la cosa che più mi interessa. La differenza tra giustizia e vendetta, quella di oggi, ha detto la signora Di Maggio, è una giustizia, perché chi fa un crimine efferato volontario senza motivo deve essere punito. Tra l'altro so che il condannato sta facendo il pizzaiolo, c'è anche tutta la parte riabilitativa che sta seguendo. Nessuno di noi è un criminale che si vuole vendicare. Questa sentenza dice che chi combatte per la verità e la giustizia raggiunge risultati eccellenti. Credo di aver scritto una pagina nel nostro paese, una pagina importante. Quando uno vuole ottenere un risultato e un cambiamento a favore della giustizia, le cose si ottengono. Le 19, pausa e poi Loredana Bertè nel 1979 e la Luna bussò. Andiamo a vedere che se hanno aperto. Vai. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
E la linea torna ad Antonino Danna. Grazie condottiero, mio condottiero, le 19, 5 minuti e 12 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Allora, voi vedete che ho aperto un attimo Instagram e vi voglio mostrare questo bellissimo bimbo sorridente. Questo è suo fratello, questa è sua madre e questo è suo padre. Questo è l'account Instagram dell'ambasciata di Israele in Italia. Da qualche parte a Gaza ci sono 2 bambini dai capelli rossi che non vedono il loro papà da 165 giorni. Il 7 ottobre Ariel Kfir Bibas, questo bimbo sorridente, pacioccone, e Kfir, sono stati rapiti insieme alla loro mamma dai terroristi di Hamas. Anche Yarden Bibas, il loro papà, è stato rapito, ma i terroristi lo hanno volutamente separato dalla sua famiglia. Oggi in questa festa del papà i nostri pensieri vanno a questo padre che oltre alle torture fisiche, psicologiche, alla fame e al terrore, sta probabilmente soffrendo per non aver potuto proteggere i suoi piccoli da questo incubo. Hamas pagherà per tutto ciò. Non ci fermeremo finché tutti gli ostaggi non saranno tornati a casa. Bring them home. Riportiamoli a casa, riportiamo a casa questi bambini, riportiamo a casa questi innocenti che colpe non hanno. Buona festa al papà anche a loro. E adesso in attesa di giustizia i casi dell'avvocato Claudio De Filippi. Va ora in onda In attesa di giustizia, casi irrisolti a cura dell'avvocato Claudio De Filippi. E la linea di nuovo ad Antonino Danna. Grazie condottiero mio condottiero, le 19, 7 minuti, 4 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, ma io vi voglio presentare gli ospiti di questa sera, ovviamente, oltre ovviamente al mio co-conduttore che è l'avvocato Claudio De Filippi, che vi ricordo è del Foro di Milano, abbiamo il signor Gino Di Grazia che si occupa dei diritti dei dominicani in Italia. Buonasera signor Di Grazia. Buonasera a lei, signor Antonino, buonasera. Cosa sta succedendo a proposito di questa vicenda? Come mai lei è in attesa di giustizia? Ma diciamo che francamente io mi occupo, sono vicepresidente dell'Associazione Dominicana di Parma, ma diciamo che mi occupo anche per altre persone straniere qui a Parma e anche fuori di Parma, riguardo che c'è a livello burocratico rilasci di permessi di soggiorno. E parecchie persone che sono in attesa del primo permesso di soggiorno, le tempistiche sono molto lunghe. Io mi metto anche nei panni di questi ragazzi, di queste persone che per la prima volta devono avere un permesso di soggiorno, che se succede qualcosa nel paese di origine che dovrebbero rientrare dai familiari, automaticamente loro non possono uscire finché non hanno un permesso di soggiorno. E se loro, mettiamo caso, dovrebbero andare o in Africa o a Santo Domingo o qualsiasi paese, in attesa di primo soggiorno, loro dovrebbero partire, andare a trovare la mamma o il papà che è in gravi condizioni, rimarrebbero bloccati nel paese di origine, perché non avendo un primo permesso di soggiorno e neanche un pass, perché se tu chiami in questura o chiami qualsiasi parte per chiedere momentaneamente un lascio passare per poter andare a trovare i familiari, questo non avviene mai, non ti rispondono. È un fattore molto grave questo, perché poi tra l'altro non hanno neanche diritto al medico sanitario finché non hanno il codice fiscale del rilascio del primo mese del soggiorno, non hanno diritto neanche ad aprire un conto in banca, non hanno diritto a una carta di identità, non hanno diritto a niente. Perché? Perché sono in attesa di un rilascio permesso soggiorno. Secondo il punto di vista mio come associazione, se una persona viene da me e mi chiede: Gino, io ho bisogno di tornare a casa, posso andare via con la ricevuta in attesa di permesso? Io gli dico: guarda, io non ti garantisco che tu puoi tornare indietro, perché al 99% all'aeroporto dove tu vai non ti danno più il benestare per rientrare in Italia e la persona rimane bloccata lì. O persone che hanno il primo soggiorno, cosa succede? Glielo danno a volte anche scaduto, che immediatamente appena hanno il permesso di soggiorno devono depositare un'altra volta per rinnovarlo.
Ma a questo punto qui la persona straniera che viene qua in Italia si ritrova sempre a mordersi la coda, sempre in continuazione. E, diciamo, queste cose burocratiche bisogna essere un pochettino, diciamo, a livello umanitario per queste persone che vengono qua, perché sono persone che hanno famiglia anche all'estero, che se succede qualcosa dovrebbero rientrare a casa e non possono. Devono aspettare un anno per avere il permesso soggiorno, 8 mesi, 9 mesi, 10 mesi. Non è possibile un lavoro del genere. Secondo me è una cosa molto, molto, diciamo, scorretta nei confronti di persone che vengono a fare dei sacrifici anche qua in Italia. Avvocato De Filippi, mi pare una situazione kafkiana, sembra quel classico comma 22, i pazzi possono chiedere l'esenzione, vuol dire che non sei pazzo. Bravo, intanto non c'è solo in attesa di giustizia, sembrerebbe con l'amico Gino Di Grazia, ma sembrerebbe in attesa di burocrazia e anche di giustizia. E sappiamo che a volte c'è la burocrazia giudiziaria che è tremenda, ma c'è anche la burocrazia pure semplice, quindi ce ne abbiamo finché vogliamo. Allora diciamo che sostanzialmente quello che dice Gino è vero, cioè diciamo che i tempi per il rilascio dei permessi, a volte anche quando si fa una causa, io me ne occupo di permessi di soggiorno, quindi quando si fa una causa per protezione internazionale, il primo permesso, permessi di lavoro, permessi speciali, permessi straordinari, ce n'è di tanti tipi, sempre il provvedimento giudiziale viene ottemperato con una serie di ritardi. Quindi praticamente anche quando ti dicono, anche oggi mi è successo, un ragazzo aveva diritto, secondo la commissione, di avere permesso di 6 mesi, che è un permesso che si dà per motivi umanitari, ma la burocrazia della questura, eccetera, eccetera, ha tempi molto lunghi. Quindi a quel punto subentra anche lì l'avvocato, nel senso che nel momento in cui si può fare, per esempio, una cosiddetta panacea all'istanza di accesso agli atti, dà tempo 30 giorni alla questura, che deve rilasciare il permesso, di doverlo fare entro quella data. E quindi questo ovviamente viene fatto non da tutti. Quindi alcuni avvocati utilizzano questo strumento per accelerare i tempi. Oltre a questo poi ci sono tutta una serie di precedenti che ovviamente fanno discutere, perché ci sono regioni, per esempio l'Emilia Romagna è abbastanza generosa, ci sono regioni dove questi permessi vengono dati con più difficoltà. Quindi dipende dalle commissioni, dipende dalle situazioni specifiche, però fondamentalmente assistiamo al fatto che ci sono in effetti dei tribunali molto più generosi, a volte anche amministrativi, perché si va anche ai tribunali amministrativi, per esempio il Consiglio di Stato a Roma è molto generoso, per quel che so io, i TAR sono meno generosi. Poi abbiamo le commissioni, Bologna è generosa, altre corti d'appello sono molto meno generosi, però qua non si tratta di generosità ma di diritti, quindi sarebbe opportuno che si omogeneizzasse questa cosa. Poi Gino, non voglio sostituirmi a lui che è il protagonista, ti ringrazio di avermi addirittura promosso come co-conduttore. Gino appunto ha organizzato, mi sembra che abbia ottenuto una licenza per organizzare addirittura le elezioni dei dominicani in Italia, o sbaglio? Sì, effettivamente noi il 19 maggio, per la prima volta diciamo qui a Parma, io sono di Parma, abbiamo organizzato insieme con la Giunta Comunale della Repubblica Dominicana e il Comune di Parma avere una sala civica che dovrebbero esserci qui a Parma circa 980 persone che verranno a votare qui a Parma per la prima volta. Per noi è una grande soddisfazione arrivare a fare un evento così grosso in una città come Parma, perché diamo la possibilità a persone che erano costrette, persone che anche non stanno lavorando francamente, aderire alle votazioni del proprio paese, persone che sono costretti a prendere il treno
o la macchina o andare a Bologna a votare o altre città, avere l'opportunità senza spreco di denaro, la possibilità di venire di votare direttamente qui a Parma. E questa è una cosa molto importante. Anche noi come associazione ci organizziamo ad andare a prendere persone che sono disabili oppure persone anziane che non riescono ad andare a votare. Abbiamo un pulmino, ci organizziamo, li andiamo a prendere direttamente noi a casa, se vogliono aderire alla votazione del proprio paese, e gli diamo questa opportunità. Perché noi siamo un'associazione che siamo nati nel 2012, nel 94, mi scusi. Nel 2012 abbiamo fatto un grosso evento qui a Parma per Haiti, che abbiamo spedito dei farmaci, però abbiamo divulgato tutta la nostra associazione non solo ai dominicani, ma bensì a tutte le persone straniere che hanno bisogno. Ci occupiamo di tante cose, sbrighiamo pratiche burocratiche, diamo punti di informazioni, sostegno morale, psicologico, e abbiamo anche banco alimentare in collaborazione con la Chiesa Evangelica Apostolica di Parma, in cui persone che si trovano a disagio, che non hanno neanche da mangiare, che francamente persone che non avendo i documenti non si possono, hanno paura di rivolgersi alle istituzioni perché hanno paura di essere espulsi dall'Italia, noi gli diamo la possibilità di avere un pasto caldo in amministrazione, andiamo a aiutare le persone che sono senza tetto, ci divulghiamo un po' in tutto per aiutare le persone che hanno più bisogno di noi oggi come oggi. Certo. Senta, ma il governo dominicano non le ha detto niente su questo? In che senso il governo dominicano? Dico, li accompagna appunto a votare, immagino che sarà una cosa organizzata noi persone che vogliono votare, perché noi per esempio ci sono c'è il partito PRM, PDD, sarebbero dei partiti, e hanno piacere che le persone votano. Noi siamo non politici, noi non siamo politici, non teniamo per nessun partito, però persone che hanno problematiche che non si possono muovere ci chiedono la cortesia a noi di accompagnarli a votare, e noi li accompagniamo sul posto, loro votano nelle loro cabine per chi vogliono loro, perché noi non interessa per chi votano. Noi diamo Ma non ho capito, Gino, tu hai un incarico da parte dell'Italia. Ecco, era questo quello che volevo chiedere, infatti. Avvocato, prego. Dicevo, chi è che si è incaricato di svolgere questa attività di adjuvandum alle elezioni? L'ha incaricato il governo italiano? La giunta comunale della Repubblica Dominicana. Noi abbiamo una giunta comunale che è a Milano e a Genova. Loro ci hanno messo incaricati sia a me che a mia moglie come dirigenti della giunta comunale per le votazioni nella Repubblica Dominicana qui a Parma. Ma solo per l'Emilia Romagna o anche per le altre regioni? Per esempio in Liguria ci sono moltissimi dominicani. Quasi l'Emilia Romagna, abbiamo parte dell'Emilia Romagna, Piacenza, Modena, parecchie zone dell'Emilia Romagna, e non andranno più a votare a Bologna o a Milano. Per esempio chi deve andare alla zona di Milano vanno alla zona di Milano. Noi abbiamo una zona, Guastalla, Reggio Emilia, Piacenza, Modena, tutte le zone che appartengono più vicine all'Emilia Romagna, Modena, verranno qui a Parma a votare. Giustamente quelli di Modena dalla Liguria, anche dalla Liguria vengono? La Liguria ci sono altre persone come me incaricate dalla giunta comunale. Che si incaricano. In Liguria ci sono tantissimi dominicani. Io sono spezzino, quindi alla Spezia c'è una comunità dominicana molto forte, forse la più grande d'Italia, sbaglio? Sì, è una delle più grandi d'Italia che ci sia. Sì, noi riconosciamo, collaboriamo molto con loro, perché noi come associazione siamo associazione Anacaona, ci chiamiamo, ma la casa madre si chiama FADOI, Federazione Associati Dominicani in Italia, e poi ci sono tutte le varie associazioni, che saremo circa una trentina, sparse in tutte le Volevo chiedere una cosa, Gino, ma tu ti occupi anche di cittadinanza? Sì, se ci sono persone che hanno bisogno, che non sanno come muoversi con la cittadinanza, noi gli diamo indicazioni come poter fare. Perché la cittadinanza è un iter lunghissimo e veramente sforzante. A volte c'è gente che aspetta 7, 8, 10 anni prima di avere il risultato, una risposta, eccetera. Quindi questo indubbiamente sono quei casi che prima non avevamo considerato. Effettivamente sì, ci sono persone che aspettano tanti anni,
ci sono persone, diciamo, che acquistano la cittadinanza per lavoro, ci sono per chi li acquista per matrimonio e c'è chi li acquista per discendenza familiare, in cui ho circa 6 o 7 persone nella Repubblica Dominicana che già hanno dei parenti qua e hanno richiesto, diciamo, di aiutarli per poter svolgere le loro proprie pratiche, per poter entrare in Italia come origini italiane da parte dei nonni. Dove posso arrivare io? Con la collaborazione del dottor Claudio De Filippi, in tante volte, che mi appoggio a lei, dottore, lei sa che in tante cose noi abbiamo bisogno sempre di un appoggio morale. Chiamaci del tu, Gino. Sì, Claudio, tante volte sai che abbiamo bisogno anche di te, Claudio, perché ci sono pratiche che in realtà nelle associazioni siamo pieni di lavoro, perché ci muoviamo tantissimo, perché per andare a prendere il mangiare in giro per le fabbriche, fare il banco alimentare insieme alla chiesa in stazione e tante cose non riusciamo noi da soli, e come associazioni non vogliamo rimanere indietro trascurando, diciamo, gli emigrati qui in Italia. Chiediamo aiuto anche a te, Claudio, questo te ne sono molto grato. Io sono a disposizione, ci mancherebbe, lo sai, caro. È importante per noi. Bene. Non so se vuoi lasciare un telefono, Gino, per farti riconoscere o chiamare da qualcuno che ha bisogno, non lo so, se vuoi. No, lo chiedo al condottiero Antonino. Possiamo lasciare 2 numeri di telefono disponibili per persone che hanno bisogno. Abbiamo il 329 54 19 045, che è la signora Marilu, che è mia moglie, la presidentessa, e poi c'è il mio che è 344 164 8319. Noi diamo una mano anche a persone che hanno problematiche, perché adesso abbiamo una pratica che stiamo svolgendo molto molto importante anche con gli affitti, perché noi dobbiamo capire una cosa, che qui oggi come oggi stiamo tornando indietro, stiamo tornando agli anni 50, agli anni 60, quando uno ti dice: di dove sei? Siciliano. No, non affitto a nessuno. Oggi come oggi si trovano persone in difficoltà, stranieri, che sei di colore? No, è impossibile, non affittiamo a gente di colore. Sei di un altro sesso? No, noi ne accettiamo coppie normali. E gli affitti oggi come oggi è una cosa assurda. Un monolocale, 800 euro al mese. Ma come si fa ad andare avanti così? Ma a Milano 800 euro, a Parma 800, a Milano 1800. Ecco, ma io dico, una persona che cerca di crearsi un futuro, un giovane che lavora interinale, non ha un contratto a tempo indeterminato, non si può neanche trovare un affitto come si deve. Ma come si fa ad andare avanti così? Stiamo tornando al punto che le persone vanno a vivere sotto i ponti. Io qui a Parma c'è un posto che si chiama Via Europa, dove la gente sta dormendo con i cartoni. Stiamo arrivando a una nemesiaco che si chiami Via Europa. 2024. Arrivare ad avere una situazione del genere è inaudita. Adesso c'è una famiglia che 500 euro al mese, lui è malato di cuore, la figlia è asmatica cronica e la moglie non cammina. Cosa succede? C'è l'acqua che ci cade addosso e paga 500 euro al mese e i padroni di casa non fanno i lavori. Ma stiamo scherzando? E questi poverini sono stranieri e hanno paura di parlare. Noi dobbiamo appoggiare queste persone qua, perché ricordiamoci che quando siamo andati noi in America siamo andati via con la valigia di cartone. Siamo stati noi i primi italiani a emigrare. E queste persone vengono qua per un futuro, tanti. E non ce lo possiamo dare un futuro, perché non ce lo danno neanche più a noi che siamo italiani, momenti. È inaudito. Molto bene, allora, al piacere di risentirci presto. Avvocato De Filippi, io ho pochi minuti, 1 o 2 al massimo, però vorrei un suo commento uscendo dalla questione che abbiamo raccontato fin qui, in merito invece a Edoardo Montolli, che la cita peraltro nella sua rubrica di oggi su Cronaca Vera a proposito della riforma del fisco. Antonino, dammi del tu anche tu. Sì. Allora, dicevo questo, sì, l'amico Edoardo, che è un grande cronista
di investigazione giornalistica, perché ce ne sono pochi come lui, questo non lo dico per piaggeria, ma semplicemente perché è vero. Il caso di Rosa Eulindo insegna, il libro La grande abbaglio, eccetera. Quindi con coraggio si scaglia nella sua visione, diciamo, idealista contro ogni tipo di sopruso, quindi questo è solo positivo. Ma diciamo che in questo articolo appunto Montolli in qualche modo sottolinea delle criticità che ci sono in una riforma che secondo lui, io poi ho dato il mio contributo dicendo praticamente per quanto riguarda il fisco che il governo potrebbe fare di più, nel senso che se dici 120 rate, non aspettare il 2029 per le 120 rate, dalle subito. Tu Antonino sai che noi parlavamo spesso e volentieri di tasse nel programma che si chiamava, dimmi il nome che non mi ricordo. Parlavamo spesso di tasse, come si chiamava? A domanda risponde. Sì, a domanda risponde. Fondamentalmente la questione è questa: il governo ha promesso 120 rate, però lo fa, sembrerebbe, se non poi non cambiano le cose, noi ce l'auguriamo perché non è ancora definitiva, la riforma deve essere ancora diciamo pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, 120 rate sembrerebbero arrivare nel 2029, sono 5 anni. 5 anni sono tantissimi in una situazione di crisi grave come quella che anche Gino ha sottolineato. Quindi fondamentalmente nel momento in cui chiedi un cambiamento, fallo subito, però ci rendiamo conto che le esigenze del bilancio dello Stato confliggono con l'aspettativa dei cittadini di avere riforme immediate. Però la situazione è così grave che le legittime esigenze di bilancio dello Stato dovrebbero passare un po' in secondo piano rispetto ai diritti e le aspettative dei cittadini. Per cui c'è proprio necessità di diluire le tasse, anche per un'altra ragione, e Montolli lo sottolinea in questo articolo. Se lo Stato prende meno da tutti, ma molti di più pagano, prende molto di più rispetto al fatto che molti non riescono a pagare. E lui non si riferisce solo alla rateizzazione, ma si riferisce anche alla rottamazione. Quindi dice che un pochettino che la politica fiscale del governo è un po' tirata col freno a mano, dovrebbe essere lasciato più andare l'acceleratore, togliere il freno a mano e pigiare sull'acceleratore, questa è la politica che la Lega ha sempre. Noi siamo nella radio della Lega e quindi ovviamente la Lega ha sempre spinto sull'acceleratore delle tasse e il popolo in questo momento soprattutto ha bisogno di accelerare, cioè rendere queste riforme immediate. 120 rate per tutti, benissimo, non aspettiamo il 2029, facciamolo oggi. Un'altra cosa, e poi ho finito, è l'aspetto invece riguardante la rottamazione. La gente non riesce a pagare, il popolo non ce la fa, non riesce a pagare le rate così pesanti. Facciamo 10 anni. 10 anni di rottamazione, 10 anni di rateizzazione. Questo consente di pagare un po' meno a tutti, ma molti di più pagano e pagheranno. Altrimenti poi ovviamente ci si trova sempre con la coperta troppo corta. E con questo chiudiamo questo spazio, io ve ne sono molto grato e appuntamento allora al 26 di marzo. Giovedì santo, martedì santo, niente di meno, come corre il tempo. Grazie ancora. Salve a tutti. Buonasera. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Qui Parlamento. E rieccoci le 19, 29 minuti e 38 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, ma con noi il nostro ospite di stasera, il senatore Marco Dreosto. Buonasera, senatore. Buonasera, grazie dell'invito, grazie a voi. Prego.
Senta, allora, oggi comunicazioni pre-Consiglio europeo, com'è andata in aula? Al momento si stanno di maggioranza, sì, Senatore, forse è meglio se si sposta in un punto dove prende segnale, perché la sentiamo, diciamo mi provo a così, a spostare. tratti. Meglio? Vediamo un po'. Ora meglio, ora meglio. Prego, stava dicendo. Bene. Sì, dunque stavo dicendo sostanzialmente che siamo in prossimità del voto, tra mezz'ora voteremo la risoluzione di maggioranza, sostanzialmente, che darà il mandato alla Presidente Meloni di recarsi al Consiglio con una linea votata appunto in Parlamento e al Senato. Presidente del Consiglio che si è presentata con un discorso, direi, assolutamente importante, in linea con quelle che erano anche le attese dei nostri gruppi, e sostanzialmente di sostegno alla linea politica che questo governo sta avendo, anche con una postura molto importante nel contesto europeo, e una sottolineatura particolare nel fatto che non vi è assolutamente la minima intenzione, né da parte del governo né da parte del Parlamento, di andare dietro alle scellerate politiche che ha illustrato Macron, di mandare militari o contingenti militari sul suolo ucraino. Ecco, a maggior ragione la Presidente Meloni mi sembra sia stata abbastanza chiara sul fatto che molto probabilmente, essendo in Europa, bisogna decidere tutti assieme, non si può fare la politica estera del continente così, alzandosi la mattina e dicendo noi faremo. Tra l'altro io non ho capito per quale motivo la Francia abbia fatto un vertice con Germania e Polonia, quando invece avrebbero dovuto molto probabilmente consultare prima di tutto noi. E per il trattato di amicizia, il trattato del Quirinale, che questa grande conquista che ci ha reso più uniti nell'amicizia con Parigi, e soprattutto per il semplice e banale fatto che una penisola allungata per 2000 chilometri nel centro del Mediterraneo, a maggior ragione in questo momento storico, forse è il primo paese che dovrebbe essere sondato in materia, o sbaglio? Ma lei ha colto perfettamente nel segno. Oggi l'Italia ha un posizionamento importantissimo nello scacchiere europeo e anche ovviamente in quello che noi definiamo il Mediterraneo allargato, soprattutto in un momento storico in cui ci sono anche delle grosse difficoltà con le crisi internazionali che vanno dal Medio Oriente a quelle poi che evidentemente sono legate ai migranti per quanto riguarda l'Africa, ma anche il discorso energetico, e poi comunque perché ci lega all'Europa la vicinanza anche poi al popolo ucraino. Quindi l'Italia sta rivendicando un ruolo importante, lo sta manifestando sui tavoli europei e internazionali, come dicevo prima, con una postura estremamente importante. E evidentemente questo nostro nuovo posizionamento, questa capacità, direi anche, di un governo dove la Lega comunque ha un ruolo estremamente importante, una capacità che riesce a manifestare proprio sui tavoli internazionali, forse magari a qualche alleato che fino ad oggi ha avuto un ruolo predominante sullo scacchiere europeo può dare un po' fastidio. Questo a pensare male. Poi le dirò che al di là di quello che ne possono pensare gli altri stati, non c'è la minima intenzione da parte di questo governo, e tantomeno da parte del Parlamento italiano, di ipotizzare che si possa inviare militari, contingenti militari sul suolo ucraino. Noi siamo una nazione che ovviamente osteggia la guerra, e noi abbiamo una importantissima difesa militare, un importantissimo ruolo delle forze armate, però in termini di difesa ed evidentemente poi di carattere aiuto, di carattere umanitario. Questa è la linea che noi stiamo tenendo. Poi le dirò che noi nel nostro intervento abbiamo anche ribadito che, con tutta la solidarietà che abbiamo e che vogliamo mantenere rispetto al popolo ucraino invaso ingiustamente dalla Russia, resta il fatto che deve esserci una grande volontà da parte di tutti nel cercare anche una risoluzione attraverso la diplomazia che rispetti quelli che sono ovviamente il diritto internazionale, ma che porti il prima possibile ad una pace giusta. Noi rivendichiamo una pace giusta che deve vedere ovviamente non soccombere nessuno, tantomeno chi è stato invaso. Ecco, a maggior ragione aggiungerei, forse si dovrebbe cominciare a parlare un po' usando una famosa espressione di Nixon ai tempi della guerra del Vietnam, di pace con onore, perché dovrebbe essere una pace, se pensiamo anche a quello che diceva Kissinger in merito a questa situazione, una pace che sia in grado da un lato di rispettare i sacrosanti diritti dell'Ucraina,
dall'altro di non spingere troppo la Russia fuori dal concerto delle nazioni europee o comunque occidentali, perché altrimenti finisce per diventare uno stato vassallo della Cina. Ci sono due concetti importanti, guardi. Il primo è che per qualsiasi tipo di trattativa bisogna mettere gli attori protagonisti attorno a un tavolo, e questo è quello che bisogna cercare di fare, perché è il primo passo. Mai si mettono attorno a un tavolo e mai si trova una soluzione. Poi è chiaro che noi parliamo di una pace giusta perché riteniamo che l'Ucraina sia stata invasa. È chiaro anche che in una situazione geopolitica internazionale dove comunque la Russia ha un peso specifico molto alto nel contesto internazionale, è chiaro che la pace è giusta, deve rispecchiare anche quelle che sono le dinamiche che poi il contesto russo richiede. Quindi, ma la prima cosa da fare, guardi, è quella proprio di mettere tutti attorno a un tavolo e cercare in qualche modo di evitare una cosa importantissima, è che ci siano ancora vittime. Io penso che questo sia l'obiettivo di tutti, dei russi, degli ucraini, nel rispetto di quelli che sono i nostri valori occidentali, la difesa delle nostre delle volontà appunto di mantenere questa fortemente alto il valore atlantico e impedire anche che in futuro qualcuno possa pensare di poter invadere uno Stato, perché l'ho detto la stessa Meloni, perché magari militarmente è più debole. Questo deve essere assolutamente impedito. Detto questo, dobbiamo evitare il prima possibile che continuino le morti, di provare il modo attraverso le fonti diplomatiche internazionali di mettersi attorno a questo benedetto tavolo che porti finalmente ad una pace giusta. Molto bene, la ringrazio senatore, al piacere di sentirci presto allora. Grazie a lei e grazie dell'invito e buona serata a tutti i nostri ascoltatori. Sì. Qui Parlamento. E adesso abbiamo ancora circa 4 minuti, dopodiché avremo con noi Giulio Cainarca. Giulio Cainarca è già in linea, Antonino. E allora andiamo subito da lui. Buonasera Giulio. Buonasera Antonino, buonasera a tutti. Molto Sono bene. in uno dei posti più interessanti, più belli, più vivaci di tutta la città, vale a dire il Teatro Franco Parenti. Se non ci siete mai stati, andateci perché è un posto veramente bello. Ecco, tu per quale motivo sei lì stasera? Fatto rinascere ormai da tanti anni da quella fantastica donna ebrea che è André Ruth Shammah, che potrà essere criticata in mille modi e da tanti, ma sicuramente è stata l'artefice della rinascita di questo luogo, a partire poi dall'anima che gli diede Franco Parenti, grandissimo attore milanese. Chiudo questa parentesi perché sono qui per la presentazione del libro del nostro direttore, Sallusti. Mi mancano i vecchi comunisti, è pieno di vecchi comunisti il palco di questa sera, da Claudio Velardi a Maria Luisa San Giorgio, Massimo Ferlini. L'unico non comunista, oltre all'autore del libro, cioè il nostro direttore, è il nostro amico e collega Emanuele Boppi, direttore di Tempi. La discussione è iniziata da non molto, ha preso la parola anche Sergio Scalpelli, che fa parte della vecchia tradizione comunista, che poi è largamente confluita anche in Compagnia delle Opere come Unione Liberazione. Molti sono gli esponenti di quel filone che dal comunismo si travasa in Compagnia delle Opere. Forse perché era uno degli argomenti di cui si parlava adesso, c'era un sano realismo, diciamo, nel Partito Comunista che poi è diventato il realismo del fare. Lo stesso Marx non disegnava affatto le conquiste della borghesia, poi si proponeva di superarle con la rivoluzione proletaria, però insomma realismo, attenzione alla realtà produttiva e ancoraggio alla realtà occidentale erano poi i caratteri dei vecchi comunisti. Sta venendo fuori una discussione molto interessante, devo dire, e anche non priva di rilievi pratici, non solo accademica, per capire meglio un po' il nostro humus cultural politico. E poi questa, diciamo, presenza di molti esponenti comunisti che sono diventati poi ciellini. Nell'ambito milanese significa molto perché loro hanno fertilizzato parecchio, diciamo così, anche l'economia lombarda, milanese, italiana, solo lombarda. Quindi una seratina interessante, Antonino. Decisamente. Com'è il clima? Raccontaci un po'. Adesso la discussione, ero curioso di sentire Claudio Velardi, no? Lo ricorderete, è stato lo spin doctor, come si dice, di Massimo D'Alema e ha lavorato con lui a Palazzo Chigi, quando D'Alema probabilmente è stato all'apice della sua carriera politica.
quindi ero curioso di sentire lui. La discussione è interessante, ti dicevo, perché è anche molto snello il libro, qualcuno l'avrà già letto, altri lo compreranno, diciamo, fra quelli che ci stanno ascoltando magari. È un pamphlet, come si direbbe, in senso positivo, è un libro di non ponderose dimensioni, ma bello agile e sveglio e piace. Ha innescato una discussione molto interessante. Siamo ancora solo agli esordi, a dire la verità, perché doveva iniziare alle 19, inizierà un po' più tardi. Adesso ero curioso di sentire in particolare Claudio Velardi, che leggiamo ogni tanto anche sul quotidiano per cui scrivi tu, Antonino, no? Su Italia Oggi. Sì, su Italia Oggi, sì. E anche lui è uno di quelli molto pratici, diciamo così, molto empirici. È quel seme comunista, direi bello tutto sommato, no? Perché c'era del buono e del bello in quel grande partito, in quel grande movimento, in quella grande tradizione. Insieme, diciamo, al lato autoritario, totalitario, che, diciamo, per noi che abbiamo il culto della libertà, nel nome e di fatto, insomma, è poi una roba orrenda. Però vicino alle cose orrende c'era anche del buono. Mi stava dicendo che oggi quella tradizione sta producendo cose futili, che non sono né orrende né buone, però, ecco, futili, che forse è peggio, no? Sì, decisamente direi. E del resto queste sono cose che ha stigmatizzato più volte esempio, anche il professor Ricolfi. Infatti, stava parlando poco fa Maria Luisa San Giorgio, che è figlia di operai milanesi, una della Cantoni, quell'altra dell'Alfa Romeo, il papà e la mamma, e diciamo veniva da un mondo dove appunto la realtà, il fare, il lavoro, il trasformare, l'aderenza, diciamo, ai canoni della realtà era un dato di fatto. Adesso pare che molta sinistra si sia un po' allontanata da questo sano realismo, che poi ti può portare a combattere, diciamo, anche avversari politici o nemici talora. Però insomma condividi almeno il terreno di gioco. Spesso invece questo terreno di gioco non c'è stato. È vero. Oggi non c'è, diciamo. È vero, queste erano quelle case di comunisti che mancano anche a me, quelle case in cui hanno pianto per Berlinguer. È come se nella politica oggi a volte si avesse la sensazione che non si condivide né più nemmeno il terreno di gioco, cioè il realismo, il riferimento alla realtà. Però questo vale un po' per tutti, devo dire, anche per i partiti non eredi della sinistra. Comunque, io adesso se permettete mi rituffo in questa bella sala rossa, tutta rossa tra l'altro, come un enorme cuore pulsante, una sala rossa che più rossa di così non si può, proprio fisicamente rossa, rivestita o come di rosso. Un enorme Politburo. Esatto, una roba alla cinese o alla russa proprio, alla sovietica. Va bene, compagno Giulio, allora ti lasciamo lavorare per il bene della patria. E allora, compagno Antonino, io ringrazio te e tutti i compagni ascoltatori e le compagne ascoltatrici. Da Svedania. E il compagno Carnelli, naturalmente, in regia. Beh, certo. Ora io qui dovrei fare una citazione di Giancarlo Giannini nel film Il bestione del 74, quando arriva al confine con la Polonia e gli fa il saluto comunista alle guardie, ma poi mi licenziano, quindi non lo faccio, resto col saluto comunista, saluto però voi andatevi a vedere il film Il bestione del 74, saluto Giulio Cainarca. Ringrazio anche il compagno Carnelli che ha guidato tutto questo con l'acciaio di cui fu temprato lo stesso Stalin, e ci salutiamo con Tyler di Creator Answer 2015. Grazie per essere stati con noi, appuntamento domani alle 18.05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. Vi ha parlato Antonino Danna, da Svedania. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.